Allora, Davide, la storia della famiglia Orro è legata da sempre alle tradizioni del territorio, quindi per quanto riguarda anche la riscoperta dei vitigni autoctoni, le produzioni tipiche. Ma non solo, questa volta la famiglia Orro è legata anche a una tradizione orale, non scritta, un rituale, diciamo, Saspisedatura, che, correggimi se sbaglio, è un vero e proprio rituale del passato. Esattamente, esattamente. Saspisedatura non è altro che l'antica tecnica di spillatura del vino dalle botti, del vino Vernaccia di Oristano. Questa è una tecnica antichissima col quale i nostri nonni amavano passare le giornate, alla fine delle loro giornate lavorative, a gustare il frutto del loro lavoro, la vernaccia. Si utilizzava naturalmente il recipiente principe, la botte, e attraverso l'utilizzo di una piccolissima porzione di canna su visedu che veniva inserito nell'apposito forellino, si andava a spillare il vino vernaccia con il bicchiere tradizionale. Però qua vedo 2007, annata 2007, che se non vado errata, diciamo, facendo due calcoli, è più o meno l'anno in cui è nata la tua azienda. Esattamente. Quindi qua dentro c'è ancora la vernaccia. Il primo anno della nostra produzione. Che coincide anche col primo anno in cui è nata questa manifestazione. Esattamente. Ma benissimo, ma ci fai vedere come funziona e che cosa possiamo andare a fare il 5 dicembre? Gli strumenti sono questi che sono qua a portata di mano. Abbiamo, come avevo detto prima, su visedu, poi il bicchiere e su punzoni. Il forellino, come vedete, in questo momento è chiuso ed è otturato con della canapa, sastuppa, così come viene chiamata in gergo. Non si fa altro che prendere la porzione di canna, andare su visedu, andare a togliere la canapa, inserire la cannettina. Questo lo conserviamo per dopo. Poi che colore, che limpidezza, che meraviglia. Questa la appoggiamo qui. Adesso devo fare il cambio di mano. Si deve riformare nuovamente la canapa, a toglierla e poi con su punzoni reinserire la canapa all'interno in questa maniera qua, ripetutamente, in modo da proprio da richiudere perfettamente il forellino. Beh, allora brindiamo alla salute nostra e di tutti gli amici che vorranno venire sabato 5 dicembre a partire dalle ore 18 a Ispisa e Dai. Vi aspettiamo. A presto.